È martedì 27 maggio, buongiorno Sicilia da Angelo Gagliano. E una buona mattinata anche da Marco Carli. Come sempre cominciamo la nostra giornata con le notizie che arrivano chiaramente dalla nostra regione e cominciamo con una inchiesta che da Napoli arriva sino alla Sicilia, alla città di Catania. Ci sarebbe stato un accordo tra i clan dei casalesi e le famiglie mafiose di Catania per l'aggiudicazione di alcuni appalti, in modo particolare quelli sui rifiuti. Sentiamo. Arriva a Catania parte dell'inchiesta della Direzione Distrettuale Antimafia di Napoli su un sistema che avrebbe condizionato l'assegnazione degli appalti tra Campania e Sicilia con 34 indagati. Tra le persone su cui la Procura ha acceso un faro c'è anche l'ex deputato regionale dell'MPA Giuseppe Castiglione, non indagato a Napoli, arrestato il 24 febbraio nell'ambito dell'inchiesta Mercurio della DDA di Catania sulla famiglia Santa Paola Ercolano. Secondo la Direzione Distrettuale di Napoli, Nicola Ferraro, già condannato in via definitiva per aver ricoperto il ruolo di referente del clan dei casalesi nel settore degli appalti, sarebbe riuscito a far dirottare in favore di due degli imprenditori del sistema, i fratelli Ciummo di Cassino, titolari della società Super Eco, una gara di un lotto per la raccolta di rifiuti a Catania da oltre 76 milioni di euro. Secondo le dichiarazioni del presunto camorrista Mimmo Romano, ci sarebbe stata la collaborazione di Giuseppe Castiglione, all'epoca presidente del Consiglio Comunale. Questa parte dell'inchiesta è stata stralciata e già trasmessa alla DDA di Catania per competenza. Giuseppe Castiglione, tramite il suo legale, l'avvocato Salvatore Pace, ribadisce la propria totale estraneità alla vicenda e l'assoluta fiducia nella magistratura. Non si è mai interessato dell'appalto in questione, nel resto, aggiunge il penalista, il suo ruolo all'epoca dei fatti gli consentiva di intervenire in alcun modo nella procedura per l'espletamento della gara per l'aggiudicazione dei 3 lotti dell'appalto per la raccolta dei rifiuti a Catania. L'ex parlamentare regionale Castiglione, ai domiciliari dal 24 marzo, dopo l'arresto, si è dimesso dalla Commissione regionale antimafia e del ruolo di capogruppo all'ARS. Nell'inchiesta Mercurio, la Procura di Catania gli contestava di aver stretto un accordo col clan Santa Paola Ercolano per le regionali del 2022 in Sicilia. Subito dunque da Marco Carli per questa notizia. E allora andiamo sulle pagine interne della Sicilia, c'è una pagina intera dedicata all'argomento con vari titoli, con vari approfondimenti. Entriamo nel dettaglio con il titolo che vi riportiamo, le mani dei casalesi sui rifiuti sotto il vulcano, l'inchiesta a Napoli, nella ricostruzione della DDA, 34 indagati, c'è una precisa pista catanese. Un patto Camorra-mafia per far vincere a Super Eco un lotto della raccolta. Contatti con i Santa Paola, il ruolo dell'ex deputato Ars, atti ai PM etnei. Per quell'appalto di Catania parlarono con Castiglione, queste sono le carte, un pentito parla di incontri e assunzioni. La difesa invece dice è estraneo. E poi l'operazione Mercurio della Procura Etnea, boss e politica, avviso di chiusura indagini per 26, il sostegno dei santapaoliani all'autonomista eletto. Grazie allora Marco, ancora inchieste, perché c'è un'inchiesta che riguarda Agrigento sulle presunte mazzette per vincere gli appalti relativi alla realizzazione della rete idrica della città dei Templi. Il presidente della regione Schifani ha istituito una commissione tecnica per il monitoraggio dei lavori, mentre il procuratore di Reo replica al sindaco e invita chissà ovviamente a parlare. Una commissione tecnica per verificare l'avanzamento dei lavori di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento è quanto ha deciso di istituire il presidente della regione Renato Schifani, attuando un monitoraggio costante dell'opera, considerata da un lato l'emergenza idrica che sta colpendo la città e l'urgenza di rispettare i tempi contrattuali, dall'altro le indagini in corso da parte della Procura di Agrigento sull'aggiudicazione degli appalti e sui ritardi denunciati nella realizzazione dell'infrastruttura. Inchiesta che va avanti da un anno e che ha portato nei
nei giorni scorsi ai primi arresti, che potrebbero però essere solo la punta dell'iceberg, come avrebbe fatto intuire il procuratore Giovanni Di Leo, che conferma che l'indagine è tutt'altro che chiusa. Altri nomi potrebbero presto entrare nel registro degli indagati. Il magistrato replica al sindaco di Agrigento, che teme ritardi nei lavori attesi da anni, e spiega: non è colpa delle indagini, fondi disponibili da 10 anni ma lavori a rilento, pochi operai in azione, un solo escavatore. Nell'inchiesta è finito anche l'ex assessore all'energia Roberto Di Mauro e il suo segretario. Il procuratore invita comunque alla cautela nei giudizi pubblici e lancia un appello a chi finora ha scelto il silenzio: chissà parli. La commissione istituita dal presidente Schifani dovrà completare le attività di verifica entro 30 giorni, anche al fine dell'eventuale azione di rescissione del contratto da parte della stazione appaltante. Per l'intervento finanziato con le risorse FSC 2021-2027, la Regione ha anticipato 10 milioni di euro per accelerare l'avvio dei lavori. Dell'organismo, che opererà a titolo gratuito, fanno parte 2 ingegneri capi di genio civile, un dirigente dell'ufficio legislativo e legale e un funzionario direttivo del Dipartimento regionale dell'acqua e dei rifiuti. Adesso ci occupiamo di amministrative. Si è votato domenica e lunedì in 9 comuni siciliani, l'affluenza è stata del 57% nel servizio di Giusy Lazzaro. Vediamo com'è andata. Ecco gli eletti della mini tornata elettorale amministrativa in Sicilia. La poltrona scatta a Solarino, dove il deputato regionale Tiziano Spata ha battuto il sindaco uscente Giuseppe Germano. A Ramacca il primo cittadino diventa Rosario Gravina, che batte Giuseppe Limoli. A Castiglione di Sicilia sindaco eletto Concetto Stagnitti, che batte Antonino Camarda e Salvatore Monforte. A Raddusa il sindaco è Giuseppe Marino. A Realmonte sindaco è Alessandro Maglia, che batte il candidato del PD Leonardo Aucello e il sindaco uscente della DC Sabrina Lattuca. A Famigliana, nel Trapannese, torna in sella l'ex sindaco Giuseppe Pagoto, che batte Francesco Sammartano. A Montemaggiore Belsito diventa sindaco Cosimo Gullo, che batte Rosario Nasca e Giuseppe Sciacca. A Prizzi è stato eletto Luigi Vallone col 66,5% dei voti. Solo una l'amministrazione dove si è votato invece con il proporzionale, ma non si andrà al ballottaggio. Si tratta di Pagagonia in provincia di Catania, dove il nuovo sindaco è Salvatore Astuti, che batte Alessandro Gueli, Campisi, Fagone e Grasso. L'affluenza complessiva di questa tornata elettorale in Sicilia si attesta al 57,01%. Allora, vediamo adesso il punto delle amministrative in questi 9 comuni dai giornali. Marco. Tanti riflessi ovviamente, Angelo, andiamo a vedere intanto sul nostro sito, sulla Sicilia Web, quello che è il titolo che ritroviamo appunto sul sito Comuni Siciliani commissariati, ecco i nuovi sindaci, i risultati delle elezioni amministrative con l'affluenza al 57%, questo leggiamo all'interno. Andando a trovare poi le varie pagine che parlano di questo argomento, Astuti una prova di forza, rieletto col 51,2% dei voti, stiamo parlando di Palagonia, qui siamo all'interno del quotidiano La Sicilia, e poi la fascia tricolore a Gravina, stiamo parlando di Ramacca, non c'entra, non bonifica con il paese catanese, ma è il nome del sindaco, del nuovo sindaco di Ramacca, e poi andiamo avanti ancora con la Sicilia per la sorpresa Stagnitti per risollevare il paese, andiamo su Castiglione e a Raddusa Marino che la spunta nel testa a testa con Cosentino. Ma c'è anche, facciamo vedere un approfondimento su Repubblica Palermo con questo titolo sulle amministrative, Pagotto a Favignana e poi Solarino va a Spada. Questo un po' il riassunto veloce di quello che troviamo sui giornali per le amministrative, Angelo. Grazie, adesso siamo sulla città di Catania, danneggiamenti di auto, minacce, scippi, il centro storico del capoluogo etneo è ostaggio della illegalità. Io non lo aggiusto più perché questa è la quinta volta nell'arco di un anno che mi arrecano un danno del genere. 5 finestrini rotti in un anno, per giunta, sulle strisce blu. Se non è record, poco ci manca. L'automobilista che vedete si sfoga ai nostri microfoni, non sa più a chi rivolgersi. Per l'ennesima volta ha subito un danneggiamento con l'auto in sosta sulle strisce blu.
Già, strisce blu, gestite sulla carta da AMTS ed in mano ad extracomunitari, appostati a delle macchinette eroga biglietti, dove avviene il primo approccio con tanto di richiesta e fantomatico supporto. Vi lasciamo immaginare il seguito. Se non paghi scattano le ritorsioni con autoricate e vetri in frantumi, e qualcuno nel parcheggio non presidiato di via Sturzo ha segnalato anche minacce ed aggressioni. Doveva essere una zona commerciale di Catania e in realtà è diventata soltanto una sorta di Bronx. La sera è ancora peggio, perché obiettivamente abbiamo soltanto drogati, nulla levando con le persone di colore, ma comunque siamo pieni, che oltretutto, non avendo a che fare, bighellonando dalla mattina alla sera, non fanno altro che bere. È pesta totale. Si rompono i vetri delle macchine, si fanno i scippi. La sera si vede la polizia? No, completamente. Non solo danneggiamenti, sulle strisce blu si assiste all'ennesimo paradosso catanese. Gli stalli, pochi ed introvabili nelle ore di punta, sono addirittura occupati da montagne di spazzatura, con ulteriore danno economico per la ditta che li gestisce, AMTS. Corso Sicilia è una pattumiera a cielo aperto, dove ogni angolo è buono per scaricare ogni cosa e lanciare ogni cosa, come questa borsa, lasciata a terra dopo l'immancabile scippo. E allora, Marco, la situazione di Catania viene ripresa stamattina. Certamente. Sul quotidiano La Sicilia proprio. Io prima di tornare su questo argomento, vado sulla prima pagina della Sicilia perché troviamo una notizia molto importante che segna un'epoca sicuramente per quanto riguarda l'editoria, per quanto riguarda la Sicilia. Un nuovo inizio per la Sicilia, leggiamo, Mario Ciancio San Filippo cede a Palella Holdings, il quotidiano e la DSE SpA, un progetto per crescere. Leggiamo anche, sempre sulla prima pagina, un patrimonio di democrazia e poi il coraggio della positività, che è il commento da parte di Salvatore Palella. Io poi invece vi porto subito sul sito lasicilia.it per farvi leggere invece quello che è il commento da parte dell'editore Domenico Ciancio San Filippo. Un quotidiano autorevole, leggiamo, libero e democratico, è un patto coi lettori che prosegue. Oggi è un giorno molto particolare, vi leggo anche alcune parti di questo commento. Dopo 80 anni questo giornale non appartiene più alla nostra famiglia, lo ha fondato Domenico San Filippo nel lontano 1945. Mario Ciancio San Filippo ne ha rafforzato la struttura facendolo diventare un quotidiano autorevole, libero e democratico. 8 decenni, ripetiamo, 8 decenni ricchi di soddisfazioni ma anche di difficoltà sempre superate con realismo e lavoro. Un grande gruppo di donne e uomini. Sono certo, andiamo avanti con il commento e l'editoriale, che chi ne prende da oggi il timone lo fa con la volontà di custodire e innovare. Il quotidiano continuerà a essere una voce libera, radicata nel territorio e con uno sguardo al futuro. Un giornale rispecchia la nostra isola, ne percepisce i lati più critici così come quelli più virtuosi, grazie a un grande lavoro di squadra che si è saputo adattare alla storia con grande resilienza e che sono certo scriverà ancora bellissime pagine. Questo troviamo, Angelo, sia sulle pagine che vi abbiamo fatto vedere dei quotidiani, sia chiaramente sul sito della Sicilia.it. Noi adesso andiamo invece e vi riporto nuovamente sulle pagine di Catania, sulle pagine di Catania sempre della Sicilia, per andare a dare uno sguardo invece alla notizia di cui abbiamo discusso nel nostro servizio. In Corso Sicilia, fermate il degrado. Questo troviamo con il titolo proprio all'interno del tomo di Catania: intollerabile presenza di rifiuti attorno a uno dei parcheggi pubblici occupato da stranieri
che minacciano gli automobilisti. Ne avevamo parlato anche nelle nostre edizioni dei telegiornali di qualche giorno fa, proprio di questa notizia. Il Comitato dei Residenti sollecita interventi al presidente AMTS Vittorio e al sindaco Trantino. Di questa notizia si parla anche nelle pagine interne, perché ritroviamo questo titolo: qui in Corso Sicilia non ne possiamo più. Il comitato di residenti, uno dei 2 parcheggi gestiti dall'MTS, occupato da stranieri e circondato dai rifiuti, ristabilire le condizioni di sicurezza che possano scoraggiare i fenomeni estorsivi e i danneggiamenti alle auto. Il presidente Vittorio e il sindaco Trantino invitati a intervenire anche a garanzia del decoro della zona, questo all'interno della Sicilia. Torniamo adesso alle prime pagine. Oltre appunto quello che vi abbiamo fatto vedere, il nuovo inizio per il quotidiano La Sicilia, sul quotidiano Etneo troviamo questo titolo: senza scampo. Ci riferiamo alla guerra in Medio Oriente, chiaramente ne torneremo a parlare diffusamente nella rassegna stampa nazionale e internazionale. Bombe israeliane su una scuola a Gaza, raffica di droni russi, colpisce Kiev, la rabbia di Trump, Putin è impazzito, questo leggiamo appunto sul titolo della Sicilia. E poi le amministrative col centro-sinistra che sbanca nelle città e un alert per Meloni. Questi alcuni titoli della Sicilia. Andiamo invece sulla Gazzetta del Sud. Anche in questo caso l'apertura, come spesso succede, è differenziata fra Gazzetta del Sud e Giornale di Sicilia. Sulla Gazzetta del Sud più temi internazionali, con il pressing degli Stati Uniti per l'accordo. Witkoff smentisce che Hamas abbia accettato la proposta di tregua. Raid e morti in una scuola. Sul centro-sinistra, festa a Genova e Ravenna, sono 2 delle città più importanti in cui si è andati al voto per le amministrative in Italia. Andiamo poi sul Giornale di Sicilia. Vi dicevo, di solito differenziata l'apertura, perché si trova da una parte le notizie sulla Gazzetta del Sud, le notizie di livello internazionale. Invece sul Giornale di Sicilia ritorniamo nella nostra regione con la formazione e i 140 milioni sul tavolo. Click day con clausole di garanzia, il compromesso fra l'assessore Turano e Schifani che sblocca i bandi, questo ritroviamo. E poi alcune notizie di cronaca: sesso e ricatti, indagati 2 carabinieri e un agente, ne abbiamo parlato anche nel nostro TG. Lo stupro al Foro Italico, definitiva la condanna anche per il minorenne. Allora, abbiamo detto della formazione che ritroviamo anche nelle pagine interne. Questo è la Gazzetta del Sud, con la torta da 140 milioni, pronti 2 bandi alla regione dopo l'alto là del governatore Schifani all'assessore Turano, introdotti vincoli che dovrebbero garantire la qualità degli enti, consensi anche dal fronte sindacale, questo leggiamo all'interno. E poi dalle autostrade, questo invece è la Repubblica a Palermo, dalle autostrade all'alta velocità, è un tema molto dibattuto questo negli ultimi giorni, scipola 3 miliardi alla Sicilia, i costruttori lanciano l'SOS per i fondi tolti alle infrastrutture dell'isola e dirottati al nord. Il caso spacca il centrodestra, lombardiani e parte di Fratelli d'Italia accusano Salvini, ma anche la regione, insomma, dei fondi che vengono tolti alla Sicilia. E poi la notizia di cronaca: pedofilia, via il processo al vescovo. La vittima che dice il Papa lo dovrebbe rimuovere. Queste le prime pagine, ma andando all'interno e restando sempre sullo stesso argomento delle strade e delle infrastrutture, in Sicilia si discute molto, no, delle infrastrutture, anche in vista magari della realizzazione del ponte, perché chi è contrario al ponte dice: se non realizziamo una rete infrastrutturale importante in Sicilia diventa poi difficile riuscire a
gestire la comunicazione, la viabilità in Sicilia. E allora strade e infrastrutture, beffa dal governo Meloni, l'isola perde 3 miliardi, l'ultimo taglio del ministero guidato da Salvini è di 900 milioni, definanziati 14 progetti di comuni e liberi consorzi, per cui questa è la situazione su cui si ritorna in parte anche sulla Gazzetta del Sud. Sindaci e imprenditori, guardate il titolo, tagliati i fondi alle strade provinciali e dunque i lavori risultano bloccati. L'associazione dei costruttori rincara la dose, allarga il campo delle risorse sottratte. Il governo nazionale ha dirottato al nord circa 3 miliardi di finanziamenti destinati appunto, Angelo, alla nostra isola. A te. Grazie Marco, torno da te fra pochissimo con le notizie che arrivano dai quotidiani nazionali, ma intanto come ogni mattina apriamo il collegamento con la Polstrada, il compartimento della Sicilia orientale, vedo già collegato, lo vedete anche voi in video da Siracusa, l'ispettore Corrado Sipala. Buongiorno ispettore. Buongiorno direttore, buongiorno a tutti i telespettatori. Allora, vediamo la situazione della viabilità sulle strade principali. Diciamo che la mattinata ci consegna una situazione piuttosto rassicurante e tranquilla. Registriamo sulla tangenziale di Catania in direzione di Siracusa e sulla 18 Dir dallo svincolo di San Gregorio in direzione sud verso Catania Centro il consueto traffico intenso dovuto all'orario di punta. Inoltre segnaliamo già dalla giornata di ieri, 26 maggio, fino al 30 maggio, nella fascia oraria dalle 9 alle 18, quindi la fascia oraria mattutina e pomeridiana, si segnala la chiusura a traffico della rampa d'ingresso dello svincolo Zia Lisa in direzione Messina sulla tangenziale di Catania. Per quanto riguarda le autostrade principali, quindi la 20 Messina-Palermo, la 19 Catania-Palermo, non abbiamo nessuna criticità. Sulla 18 la Messina-Catania, code in uscita al casello di San Gregorio in direzione Catania, appunto per il traffico intenso, come dicevo prima. Autostrada A01 Catania-Siracusa-Modica. Sul tratto tra Avola e Cassibile persiste sempre il divieto di transito dei mezzi pesanti con una massa a pieno carico superiore a 7,5 tonnellate. Passando alle strade statali della Sicilia orientale, dunque abbiamo la 121, la Catania-Paternò, registriamo i consueti rallentamenti dovuti al traffico intenso nel tratto compreso tra Piano Tavola e Mister Bianco in direzione Catania. Sulla 192 Valle del Dittaino continuano ancora i lavori sul Ponte Dittaino, per cui come già ribadito nelle altre giornate l'uscita consigliata è quella dello svincolo di Agira per poi rimettersi a Catena Nuova o viceversa per tutti i veicoli che dovessero essere diciamo in cui transito è interessato nel tratto appunto del Ponte Dittaino. Solito messaggio sulla sicurezza stradale. Oggi raccomandiamo l'uso della cintura di sicurezza anche sui sedili posteriori. E viene dato il compito anche ai conducenti di chiedere a tutti i passeggeri di usare la cintura di sicurezza. Perché? Perché l'uso della cintura di sicurezza riduce del 50% la probabilità di morte in caso di incidente. Purtroppo ancora nei sinistri stradali fatti di cronaca recenti notiamo che persone coinvolte in incidente vengono sbalzate fuori dal veicolo e appunto questo è dovuto esclusivamente al mancato uso della cintura di sicurezza. Non indossarla sui sedili posteriori inoltre vuol dire rischiare appunto che il proprio corpo sia catapultato come un proiettile, come una scheggia verso l'esterno del veicolo o verso gli altri passeggeri. Quindi, che dire, basta un attimo per allacciare la cintura di sicurezza e per proteggere una vita e soprattutto capire che allacciare la cintura non è solo una legge da rispettare, ma è la nostra sicurezza.
Buona giornata a tutti dal compartimento Polizia Stradale Sicilia Orientale, sezione di Siracusa. Grazie all'ispettore Corrado Sipale. A proposito di viabilità, adesso vediamo qual è la situazione. Ci ritroviamo domani chiaramente con la Polstrada. Questa è la situazione invece a Catania. Siamo sulla circonvallazione via Lodorico da Pordenone. La telecamera ci mostra che il traffico è piuttosto sostenuto in questo momento in direzione Mister Bianco, in direzione del Policlinico. Adesso possiamo vedere anche com'è il traffico in via Vincenzo Giuffrida. Sembra, almeno da queste immagini, leggermente più fluido. Le auto rispettano i semafori pedonali, però mi pare di poter rilevare come non ci sia una particolare situazione di congestione sia in ingresso alla città sia in uscita per l'appunto verso Viale Mediterraneo. Adesso ci fermiamo, una brevissima sosta, torniamo subito dopo con i quotidiani, quelli nazionali, con Marco Carli. Adesso torniamo insieme a Buongiorno Sicilia, i quotidiani nazionali, e con le notizie che arrivano non solo dall'Italia ma anche dal resto del mondo. Ci sono tante notizie che arrivano dall'estero. Esatto, ma per una volta, Angelo, essendoci la politica, essendoci le elezioni e la politica prendono il sopravvento per una volta rispetto alla situazione in Medio Oriente e in Ucraina per quanto riguarda ovviamente le guerre. Sono questi i tre argomenti principali: amministrative, Medio Oriente, conflitto russo-ucraino. C'è poi anche la fiducia del governo sul decreto legge sicurezza con i primi scontri, oggi il voto in aula e le tante polemiche in atto in tal senso. Ma andiamo sul Corriere della Sera per vedere i titoli che vi leggo. Innanzitutto spalla a sinistra abbiamo le amministrative con il voto nei comuni, il centrosinistra che conquista Genova. Salis, nuova sindaca, era vicepresidente del CONI, e poi Schlein, Uniti si vince. È una vittoria importante di questo fronte del campo largo, extra largo, qualcuno l'ha definito in questo senso, che però ha dato un successo importante al centro-sinistra. Vi faccio vedere poi le due foto. Guardate la similitudine di queste due foto. Sono posti a centinaia di chilometri di distanza, ma le immagini che raccontano sono immagini di guerra e di disperazione. Da una parte, anzi sopra, Israele, tregua, voci e smentite, anzi striscia di Gaza per essere più precisi, Israele pronto l'attacco definitivo. Pensate che appunto si parlava di tregua e si continua a tentare. L'obiettivo è conquistare gran parte del territorio di Gaza, almeno questo è il nuovo obiettivo, diciamo. Esattamente. E poi c'è lo scontro sui missili tra Berlino e Mosca, con Kiev, altri raid ancora e altre immagini di distruzione che vi rimandiamo dalle pagine dei quotidiani. Approfondimento, andiamo subito sulle questioni legate alla politica. Genova e Ravenna erano i due comuni forse più importanti, ma insomma ce n'erano altri. Ad esempio a Taranto e a Matera si va al ballottaggio. Vittoria di Salis e Barattoni per quanto riguarda Genova e Ravenna. Negli altri due capoluoghi il centrodestra insegue comunque ancora, per cui è il centrosinistra in vantaggio, il centrosinistra che vince e che è in vantaggio anche per quanto riguarda i ballottaggi. Andiamo poi agli approfondimenti legati alle guerre, l'attacco all'ex scuola. Siamo in Medio Oriente, quello che in molti è stato definito, da molti è stato definito un vero e proprio genocidio. Attacco all'ex scuola, 36 morti, voci smentite sulla tregua. Netanyahu che parla di novità al più presto per quanto riguarda gli ostaggi. Il punto è che non si trova mai una vera soluzione che possa portare alla fine
di questa guerra. Stesso discorso, e andiamo in Ucraina, nuovi raid e scintille, Trump-Putin, Trump che ha definito pazzo, fra virgolette, lo zar, anzi senza virgolette, sullo zar è pazzo, la replica sovraccarico emotivo, la replica di Putin, timori ucraini sulle difese. Intanto da Berlino, ed è qui il problema Mosca-Berlino, via i limiti ai missili. Perché qui cambia lo scenario di guerra. Esattamente, cambia totalmente lo scenario e probabilmente lo sappiamo per quanto riguarda gli armamenti, gli interessi sono tanti. Però con questi nuovi missili questo significa che magari diciamo, si potrà colpire il territorio russo con missili che magari hanno una gittata superiore. Una gittata superiore e cambiare chiaramente quello che è al momento quello che sta succedendo sul campo. Ricordiamo però che anche in questo caso si starebbe parlando ancora di tregua, di tentativi diplomatici per arrivare alla tregua. A proposito di tentativi diplomatici, ripartono i colloqui fra Stati Uniti e Unione Europea per quanto riguarda invece i dazi, tema ormai dibattuto, abbiamo letto ieri si arriverà fino al 9 di luglio per avere le indicazioni definitive da parte di Trump, ma intanto si discute, Meloni sente Trump. Nel frattempo ci saranno diciamo, tante soluzioni, Trump ci ha abituato a cambiare idea spesso. È diventato il protagonista assoluto e quindi di magari questa... troverà una soluzione. Esattamente. Vediamo un po' che cosa succederà. Intanto andiamo alle prime pagine per fare un po' il punto sul centrosinistra unito che vince, con la foto della Salis che vince a Genova, a Gaza ancora strage, manifestazione a Roma il 7 giugno, lo ricordiamo. Questi sono i temi che leggiamo su quasi tutti i quotidiani, ad esempio sulla Stampa, Salis che rianima il campo largo, le aperture sono quasi tutte sulle amministrative, difficilmente si trova un tema diverso come apertura, chiaramente. La diversità arriva ad esempio da Avvenire, che parla di benzina sul fuoco, oltre 30 vittime nell'attacco contro una scuola di Gaza e offensiva di terra a Gerusalemme, intanto scontri dopo l'uscita del ministro Ben-Gvir sulla spianata delle moschee. Avvenire apre invece con la questione medio orientale che diventa decisiva, l'abbiamo detto in questa fase, e con i fronti di guerra che restano aperti. Andiamo avanti con i quotidiani perché vi faccio vedere anche due aperture diverse rispetto alle amministrative, perché sulle amministrative i titoli sono pressoché quelli su tutti i quotidiani, cioè la vittoria del centrosinistra di questo campo largo, appunto definito da molti extra largo, ma ad esempio sul Manifesto, a parte il titolo sotto la testata in cui si ritorna sul raid sulla scuola con i 36 morti carbonizzati, titolo che fa restare, rabbrividisce, fa rabbrividire considerando quello che va a raccontare. Nuovo orrore infatti nella striscia, 18 bambini uccisi dalle bombe israeliane, ma poi il titolo principale è rappresentato, ve l'abbiamo accennato all'inizio, al discorso legato al decreto legge sicurezza. Colpi di fiducia, è un po' un gioco di parole, vedete ovviamente anche l'uso dei manganelli e la situazione instabile ovviamente fra polizia e manifestanti, forzatura dopo forzatura il decreto sicurezza procede spedito, mentre i banchi semivuoti della Camera testimoniano il colpo inferto al ruolo del Parlamento, la protesta dei movimenti viene fermata dalle cariche della polizia, oggi il voto blindato imposto dal governo, questa è la visione del Manifesto e qua invece la visione del Giornale. Guardate, stiamo parlando della stessa notizia, giro di vite sull'illegalità.
meno ladre e case occupate, ma la sinistra si ribella, botte in piazza contro il DL sicurezza voluto dal governo. E poi c'è un catenaccio, un sommario che va a riguardare invece il centro-sinistra, in questo caso per il giornale La Sinistra e Basta, vince a Genova e Ravenna, come vi abbiamo raccontato dalle pagine dei quotidiani nazionali. Angelo. Grazie Marco, torneremo di nuovo da te più avanti nel corso della nostra mattina e intanto, come sempre a quest'ora, guardiamo le previsioni meteo e poi il primo dei nostri ospiti. Parleremo ancora delle prossime elezioni per il rettore all'Università di Catania. Sarà con noi il professore Enrico Foti. A fra pochissimo. Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo. Nella giornata di domani il passaggio di una perturbazione porterà dei fenomeni dapprima sulle regioni settentrionali ma poi in esaurimento. I fenomeni nella seconda parte del giorno coinvolgeranno le aree interne del centro-sud. Sulla Sicilia invece splenderà il sole sin dal mattino grazie all'alta pressione che sarà dominante su tutto il territorio. Il contesto dunque si manterrà stabile con cielo sereno e sgombro totalmente da nuvole. Temperature massime diurne che saranno molto miti, localmente infatti si arriveranno a toccare anche i 28-29 gradi. E dunque poi per quanto riguarda la giornata di mercoledì nulla da segnalare, contesto ancora una volta anticiclonico su tutto il territorio, ampie zone di sereno in un contesto di assoluta stabilità atmosferica, con temperature massime che non subiranno particolari variazioni. Con questo è tutto, dettagli sull'app di Trebi Meteo. Ma quando cucini tu con me, Desiree, l'assaggio è l'immenso per me. Tutti i giorni su Antenna Sicilia. Allora, bentornati a Buongiorno Sicilia. In studio con me c'è il professore Enrico Foti. Buongiorno. Buongiorno a lei. Docente di idraulica del Dipartimento di Ingegneria dell'Università di Catania. Sappiamo che c'è una data importante, ormai siamo molto vicini, 23 giugno ci saranno le elezioni per il nuovo rettore all'Università di Catania. Abbiamo ospitato qualche giorno fa il professore Salvatore Baglio. Oggi con noi, come dicevamo, il professore Foti, poi ancora incontreremo la professoressa Idangela Nicotra e ancora il professore Francesco Verù. Ma intanto, professore, buongiorno ancora. In questo momento lo stato di salute dell'Ateneo catanese qual è? Noi siamo un ateneo molto prestigioso, abbiamo una storia antica, certamente stiamo patendo un problema generale che è quello della perdita di iscritti, che come dire colpisce un po' tutto il meridione, ma devo dire colpisce noi in maniera particolare. Noi dobbiamo considerare che su circa 145.000 diplomati 35.000 decidono di studiare al centro-nord e quindi chiaramente questo per noi significa una perdita significativa di mercato della formazione. Però questo significa che i nostri giovani non trovano forse risposte sul territorio? Ma guardi, questa è una narrazione che secondo me andrebbe un po' ribaltata, perché infatti il mio motto è studiare e lavorare in Sicilia. Oggi in tantissimi settori che vanno dall'energia alle telecomunicazioni, ma soprattutto nelle infrastrutture, abbiamo un bisogno di white collar assolutamente importante. Io scherzando dico sempre che se avessi 1000 ingegneri in questo momento li piazzerei tutti, ma ci sono tantissimi altri settori che sono assolutamente alla ricerca di personale formato. Non a caso altre università non hanno perso quanto abbiamo perso noi, anzi sono cresciute. Sì, lei si riferiva alla perdita di immatricolazione di studenti, sì. Ma quali sono le maggiori criticità a parte questo aspetto, se ce ne sono? Ma questo secondo me questa secondo me è la criticità più importante, cioè quella di recuperare la credibilità nel nostro territorio di riferimento, anche attraverso, come dire, un'offerta formativa che sia più moderna e infatti io immagino anche
una formazione che venga, come dire, inseminata da saperi diversi. Oggi i vecchi percorsi formativi vanno rivisitati alla luce delle nuove esigenze e forse il modello dipartimentale con delle conoscenze, come dire, bloccate a determinate discipline non ha funzionato benissimo. Forse le vecchie facoltà funzionavano un po' meglio, c'è un'inseminazione incrociata un po' più diffusa. Io mi auspicherei anzi delle contaminazioni tra saperi scientifici e saperi umanistici molto più spinte. C'è troppo, forse probabilmente si ragiona a compartimenti stagni. Esatto, mentre oggi la formazione che viene richiesta deve essere una formazione più flessibile e più adatta alle nuove esigenze. Quindi una delle sfide nel suo programma, diciamo così, è quella di modificare quelli che sono gli attuali assetti. Assolutamente sì, se no non mi candiderei ovviamente, non mi candido per lasciare lo status quo in maniera così inalterato. Chiaramente dobbiamo guardare al futuro, traguardare nuove sfide che sono anche poste per esempio dalla formazione delle telematiche, no? Oggi abbiamo questo nuovo player che è un player importante a livello nazionale. La Sicilia è la seconda regione per laureati nelle telematiche, quindi chiaramente dobbiamo cercare di come dire, richiamare all'università in presenza, anche perché l'esperienza che noi offriamo ai nostri studenti deve essere un'esperienza piena, consapevole, ricca di attività laboratoriali e ricca anche di esperienze di vita vissuta, di laboratori, di biblioteche e di amicizie che poi resteranno per tutta la vita, e questo si può fare solo con un'università in presenza. Allora, diciamo, questo è uno dei punti, credo, focali per quello che capisco nel suo programma, diciamo, sì. Diciamo così. E quali altre sfide da qui ai prossimi 7 anni, diciamo, per l'università? Ma le altre sfide sono quelle di recuperare, come dire, la nostra immagine nel nostro territorio. Questa è la nostra sfida principale, oltre a quella del numero di iscritti, e soprattutto di intensificare in maniera significativa le collaborazioni con le aziende del territorio, anche quelle che sono nazionali e internazionali, perché vogliamo spingere verso una internazionalizzazione molto più spiccata, non solo i nostri studenti, mandare i nostri studenti in giro per esempio con il programma Erasmus, ma soprattutto riuscire a trarre studenti internazionali nel nostro Ateneo, anche per cercare di valorizzare l'esperienza internazionale all'interno della città, perché poi l'università, come dire, è un motore, no, di sviluppo e quindi di conoscenza e anche di internazionalizzazione per la città stessa attraverso gli studenti incoming. Quindi diciamo che la sua idea per l'università del domani è un'università aperta alle nuove tecnologie, sicuramente. Certamente. Anche perché insomma la sua facoltà è una facoltà apertissima da questo punto di vista. Assolutamente sì. E per quanto riguarda la burocrazia, c'è troppa burocrazia secondo lei? Guardi, questo è il problema che mi è stato segnalato dal 100% dei nostri colleghi, e quindi chiaramente siamo impantanati in una burocrazia che deve essere completamente rivista, riprogettata. Non c'è dubbio che noi siamo un'università pubblica e quindi abbiamo delle regole abbastanza stringenti, però dobbiamo migliorare assolutamente quelli che sono i nostri servizi interni, e soprattutto dobbiamo migliorare il rapporto tra personale tecnico amministrativo e personale docente, che in questo momento è un rapporto quasi conflittuale. Dobbiamo invece capire che tutte le iniziative dei docenti vengono poi messe a terra dal personale tecnico amministrativo, senza il quale non possiamo andare da nessuna parte, ma tutte e due devono collaborare per un obiettivo comune, anche attraverso strumenti di efficienza, strumenti informativi che sono come dire, da rivedere secondo le attuali esigenze, ma soprattutto le esigenze future. Lei prima faceva riferimento ad attrarre, a fare di tutto per attrarre questi ragazzi, le matricole. Quale può essere, a parte voglio dire, i programmi, diciamo, l'offerta formativa,
il rapporto anche con gli stessi studenti? Ma assolutamente sì, quindi dobbiamo offrire servizi dalle aule studio alle biblioteche, a tutti quei servizi, alle mense, tutti quei servizi che gli studenti richiedono e che sono stati un po' compressi ultimamente. Per esempio abbiamo visto sui social alcuni studenti che lamentavano la chiusura serale delle aule studio, quindi chiaramente soprattutto per i fuorisede questi servizi sono essenziali. I fuorisede magari vivono in stanzette, come dire, non particolarmente confortevoli, e quindi avere un'aula studio che sia aperta in orari serali o nei fine settimana e che sia anche occasione poi di, come dire, di incontro con altri colleghi, chiaramente valorizza l'esperienza in presenza per un'università che vuole puntare su questo. Magari con gli altri Incontro, colleghi. confronto, amicizie. Come dicevo, sui laboratori, sulle visite tecniche, cioè su tutte quelle attività che non sono facilmente trasferibili da un'università telematica. Volevo tornare sul tema del rapporto con il mondo del lavoro, perché ci sono in atto delle convenzioni, esistono dei rapporti con le aziende, con Confindustria, sì, per facilitare diciamo, l'ingresso poi nel mondo del lavoro dei neolaureati. Ma quale potrebbe essere uno step successivo per ulteriormente, diciamo, incrementare questo tipo di flusso dall'università poi direttamente al mondo del lavoro? Ma intanto il flusso deve essere bidirezionale, perché noi dobbiamo anche portare l'esperienza lavorativa all'interno dei nostri percorsi formativi, cioè chiaramente la nostra formazione che deve sfruttare tutti i nostri percorsi disponibili, cioè non solo la laurea triennale e la laurea magistrale, ma abbiamo dei percorsi che sono assolutamente non utilizzati come master di primo e di secondo livello, che vanno invece ripensati proprio in assoluta sintonia col mercato del lavoro, con le industrie e quindi con le loro testimonianze all'interno delle aule. Cioè dobbiamo portare anche come dire, le industrie all'interno delle aule per portare le loro testimonianze. Abbiamo avuto l'anno scorso la presenza del direttore tecnico di Lamborghini in un percorso formativo, è stata una presenza straordinaria per esempio. Chiaramente dico questo perché appunto era un'iniziativa da me organizzata e chiaramente queste testimonianze poi non solo stimolano i ragazzi ma mettono, come dire, in condizioni di concretezza quello che è un percorso formativo troppe volte invece teorico e come dire, distante dal mondo reale. Vorrei tornare un attimo sulle prossime elezioni. Il 23... Del 23 giugno prima elezioni. Sarà la prima tornata, poi bisognerà vedere che cosa succederà, perché sono tante le persone chiamate a votare, 1357 docenti, sì, 1158 persone che lavorano diciamo in ambito tecnico e amministrativo, e c'è una componente anche degli studenti, sì, tutti insieme per comporre poi quello che è il quorum. Servono 862 voti. Più o meno, sì, 860, io ricordavo, i due non me li ricordavo. Dovrebbero essere, insomma, quindi è una bella sfida, è una sfida comunque, sì, che punta al maggiore coinvolgimento possibile, perché l'istituzione, perché l'università è veramente importante e fondamentale per il territorio. È la più grossa azienda pubblica di Catania per numero di dipendenti, a parte l'ASP, diciamo, che chiaramente è distribuita sul territorio, su tutta la provincia, quindi chiaramente è un momento importante, un momento di grande coinvolgimento. Domani cominceranno gli incontri ufficiali, il primo incontro si svolgerà ai Benedettini, incontreremo noi candidati, i colleghi delle aree umanistiche, economiche, giuridico e sociali,
e quindi da lì poi incontreremo tutti quanti, anche il personale tecnico amministrativo e per ultimo gli studenti, che sono quelli che mi stanno in questo momento più a cuore. Allora, siamo entrati nell'ultimo mese. Anche se votano in pochi. Sì, votano veramente pochi, sono 95-98, adesso non ricordo esattamente quanti sono. Mi sembra 98 perché sono ovviamente rappresentanti degli studenti in seno alle paritetiche, al Senato e al Consiglio. Anche questo forse andrebbe rivisto, una maggiore partecipazione dell'utenza, diciamo, di quella che è l'utenza principale dell'università andrebbe rivista in questi momenti particolarmente importanti per la vita dell'Ateneo. Grazie allora per essere stato con noi, al Grazie professore Enrico Foti, che è docente di idraulica al Dipartimento di Ingegneria di Catania, candidato a rettore all'Università di Catania. Proseguiranno i nostri incontri nei prossimi giorni e poi cercheremo di capire, alla fine faremo il bilancio dopo le elezioni. Grazie ancora. Tornerò con piacere. Una buona giornata, ci fermiamo, breve sosta, restate insieme a noi perché fra poco parleremo d'altro, come sempre a Buongiorno Sicilia. Prossimi ospiti, parleremo della nostra salute, di come tutti noi, soprattutto le donne, in qualche modo devono fare prevenzione. A fra pochissimo. Rieccoci insieme a Buongiorno Sicilia, do il benvenuto ad altre due ospiti. Insieme a me stamattina c'è Pina Travagliante, buongiorno. La vicepresidente del comitato Andos Onlus di Catania. Do il benvenuto anche a Raffaella Tregua, buongiorno. Buongiorno, grazie. Della QDS.it, ma anche vicepresidente della Fondazione Etica e Valori Marilu Tregua. Buongiorno, grazie. L'occasione di questo incontro è diciamo la salute di tutti noi. Partiamo da questo principio che è fondamentale. In modo particolare attenzioneremo alcune situazioni in particolare. Intanto il prossimo 31 di maggio in piazza Stesicoro ci sarà una sorta di presidio della salute e anche della solidarietà. Che cos'è? Che cosa vuole significare? Cominciamo dalla professoressa Travagliante. Ogni anno l'Andos insieme alla Fondazione Tregua organizza il Maggio Informa, che è una campagna di informazione per offrire mammografie gratuite alle donne tra i 40 e i 49 anni, che sono escluse dagli screening gratuiti regionali. Purtroppo l'età in cui ci si ammala di un tumore al seno si è abbassata notevolmente, ma come sappiamo si è arenata nella Commissione Bilancio del Senato l'emendamento che prevedeva un allargamento degli screening senologici, portando gli screening gratuiti dai 45 ai 49, includendo anche quelli, e poi da 70 a 74. Purtroppo costava 6 milioni di euro e, come sappiamo, in questo momento tensioni internazionali, quadro economico, macroeconomico globale, guerre, recessione, deficit del bilancio hanno fatto sì che il sistema sanitario sia sottofinanziato. Tant'è vero che nel 2025 è stato destinato al sistema finanziario solo il 6,4% del PIL nazionale, che è di molto inferiore alla media nazionale di tutti i paesi dell'OCSE, di molto inferiore a Francia e Germania, che hanno destinato nel 2025 l'11,8% delle risorse. Quindi quasi il doppio, direi. Quasi il doppio. Proprio per questo noi, soltanto alcune regioni, quelle lì che hanno il bilancio in positivo, il Veneto e il Lazio, offrono mammografie gratuite a partire da 45 anni. In Sicilia no. E proprio per questo noi abbiamo attenzionato questa fascia di età, 40-49 anni, perché secondo gli economisti sanitari in questa fascia di età la prevenzione riduce la mortalità del 44%. Allora diciamo che il tema della prevenzione è il tema centrale. Sì, assolutamente, perché noi sappiamo che la prevenzione può salvare la vita, bisogna però farla sempre e per tempo. Proprio perché sappiamo che l'età in cui ci si ammala si è abbassata molto, infatti la nostra Fondazione Etica e Valori Marilu Tregua prende spunto proprio purtroppo da questo evento che un po' conoscono tutti, della perdita di mia sorella per tumore al seno. Lei si ammalò a 38 anni, allora diciamo che
abbiamo immaginato con Andos Catania che fosse indispensabile andare a integrare quello che è il sistema sanitario nazionale con questa nostra iniziativa che quest'anno festeggia 10 anni, quindi noi quest'anno è da 10 anni che offriamo mammografie gratuite alle donne fra i 40 e i 49 anni e in questo tempo pensi che abbiamo offerto più di 3.000 mammografie e trovato 66 casi di tumore al seno in giovani donne, intorno ai 40-42 anni, 66 donne che sono state curate, operate, che sono tornate alla loro vita e viceversa magari se ne sarebbero accorte quando era troppo tardi. Quindi la diagnosi precoce è il messaggio che va lanciato. Esatto, tant'è vero che noi insieme anche al QDS facciamo una campagna di sensibilizzazione e di come dire, un cambio culturale quasi per abituare le persone, le donne in questo caso, ma tutti quanti, tutti i cittadini, a considerare la prevenzione come un gesto normale che rientra nella propria routine, di cui non avere paura, da fare rientrare come andare a teatro, al cinema, nel senso che deve diventare un passo che ognuno fa senza nessuna preoccupazione, perché è meglio sapere che non sapere. Il problema è che probabilmente quando si pensa di dover fare degli esami, diciamo, un po' più approfonditi che riguardano la nostra salute, in qualche modo c'è un po' di preoccupazione, questo inibisce lo slancio che si potrebbe... Infatti l'adesione anche agli screening senologici gratuiti in Sicilia è molto basso, contro una media nazionale del 49,31%. È un problema culturale. Allora. L'adesione in Sicilia è solo del 28,3% e ovviamente l'adesione dipende dai fatti culturali, ambientali, dal livello di istruzione. Tra l'altro si è abbassata notevolmente l'età in cui ci si ammala di un tumore al seno, quindi è consigliabile già da 40 anni fare una prima mammografia. E in questa fascia di età, 40-49 anni, alla mammografia bisogna accompagnare l'ecografia perché nelle giovani donne i seni sono molto densi. Nel caso in cui ci sia una familiarità, la prima mammografia va fatta a 35 anni e nel caso ci sia veramente una familiarità molto grave, la visita senologica va fatta a 25 anni per valutare la probabilità di ammalarsi in futuro di un tumore al seno. Accanto a quelle che sono le attività di diciamo prevenzione, c'è anche una campagna che si arricchisce anche di tanti altri incontri. Certo, infatti Maggio in Forma è un momento, deve essere un momento anche di gioia, non soltanto di cura di sé. Il messaggio che diamo è: prenditi cura di te, perché se ti ami tu, allora, e ti curi, allora tutto sarà più semplice anche nelle relazioni con la tua famiglia, il tuo partner, tutto scorrerà meglio. Fallo anche con un pizzico di, come dire, leggerezza, non di preoccupazione in più. E quindi noi abbiamo immaginato, abbiamo organizzato una conferenza stampa di presentazione dell'iniziativa. Oggi pomeriggio avremo presso la Fondazione Tregua la presentazione di un bellissimo libro, anzi invitiamo tutti a essere presenti alle 16:30. Il 31 saremo presenti a Piazza Stesicoro come da 10 anni ormai per accogliere tutte le donne che vorranno prenotare la loro mammografia gratuita, vorranno parlare, vorranno confrontarsi, noi saremo là tutta la mattina ad accoglierle. Poi il 12 giugno andremo a Roma a presentare alla Camera dei Deputati il nostro progetto Maggio in Forma nel suo momento più culminante, che è il decennale, e concluderemo con una bella camminata Camminandos il 15 di giugno, proprio partendo dal nostro murales, che è quello che vediamo qui, il murales della prevenzione, sì, che abbiamo inaugurato l'anno scorso anche alla presenza delle istituzioni, del sindaco trentino, e col quale abbiamo voluto dare proprio un messaggio di cambio culturale, che è quello che dicevamo prima. La prevenzione fa fiorire la vita, è il messaggio che noi abbiamo voluto scrivere sul nostro murales, realizzato insieme a delle giovani artiste manitese l'anno scorso, ed è, come vedete, molto colorato, pieno di fiori, di gioia, proprio perché non bisogna avere paura della prevenzione. Diciamo che questa camminata sottolinea e evidenzia il fatto come il legame tra lo sport e lo stare bene
è diciamo, un momento fondamentale, sì, importante. Certamente molto importante. Volevo tornare un attimo sul libro che presentiamo oggi pomeriggio, che si chiama La porta socchiusa, che ho curato insieme a Francesca Catalano. Presentato anche al Salone di Torino. Sì, che abbiamo presentato al Salone di Torino, e insieme alla psiconcologa Elda Ferrante. Il libro è un omaggio, una festa per festeggiare i nostri 10 anni del Maggio in Forma, perché il libro contiene le storie di donne che sono vive. Grazie alla prevenzione hanno avuto un percorso di malattia semplificato, più semplice, e grazie alla narrazione sono riusciti a metabolizzare, a razionalizzare anche la malattia, a dare un senso anche a quella malattia, e non a sopravvivere, ma a vivere, e a guardare a quella porta socchiusa non con angoscia, e invece guardando il fascio di luce che entra da quella porta socchiusa. Più di una speranza, allora. Più di una speranza. Grazie alla professoressa Pina Travagliante, vicepresidente del Comitato Andos Onlus di Catania. Grazie anche a Raffaella Tregua, direttrice del QDS.it, ma anche vicepresidente della Fondazione Etica e Valori Marilu Tregua. In bocca al lupo per quello che fate. Grazie. Grazie. Ci fermiamo adesso, fra poco parleremo di cinema. Restate con noi. Buongiorno, ancora una volta bentrovati a Buongiorno Sicilia. Bene, con me in studio c'è Turi Condorelli. Buongiorno, che è un attore. E poi c'è Salvo Campisano, regista, ma che in passato ha fatto anche l'attore, oppure no? Sì, nei miei film solitamente faccio anche l'attore. Diciamo, allora, abbiamo festeggiato, fra virgolette, commemorato, ahimè purtroppo, festeggiato la giornata della legalità, ma commemorato una bruttissima pagina della nostra storia. Adesso il capo del mondo, che diciamo... Mi spiegate cos'è che... no, perché... Da dove parte l'idea? Già dal titolo, insomma. Perché il capo... Noi siamo abituati, quando parliamo di mafia, a parlare il capo dei capi, il capo della famiglia, il capo del clan. Ma il titolo Il capo del mondo perché? Perché è un po' una presa in giro di chi si sente di poter comandare all'interno di quella che è la sua comunità, addirittura forse della sua intera isola, e quindi volevamo giocare in questo modo. Il film è una commedia che tratta però temi importanti come quello della legalità, soprattutto quello della legalità. È una legalità però che in qualche modo viene rapportata anche alla nostra società, no? A quello che viviamo noi, alla nostra vita, alla quotidianità, diciamo così. Sì, ma partendo dalla mia, perché è un po' un film autobiografico, racconta la difficoltà per un artista siciliano di potersi esprimere liberamente o completamente nella propria terra, perché purtroppo ancora oggi c'è magari chi non è più bravo ma viene favorito, chi non è onesto e ottiene il massimo rispetto, e chi non è sensibile che magari ottiene tutto quello che vuole. Diciamo che i valori sono al contrario. Esatto, e allora abbiamo pensato di... noi pensiamo che magari prendere in giro la mafia, tra virgolette, può essere un modo per far passare un messaggio di legalità importante, soprattutto ai più giovani, partendo da quell'insegnamento che ci hanno dato appunto quegli eroi che si sono sacrificati in nome della libertà e in nome di un concetto che noi abbiamo ben radicato, è quello di non arrendersi mai, di combattere, di sfidare l'impossibile. Era il sogno del giudice Falcone, di Borsellino, di Peppino Impastato e tanti altri che ce lo hanno insegnato. Turi, adesso cerco di capire, tu in tutto questo, il tuo ruolo qual è? Non l'ho capito ancora. In realtà non c'è un vero e proprio Stiamo vedendo intanto qualche momento, qualche frame. Sono felice che lo vedi. Il fatto è questo: in realtà non sono l'antagonista, io sono la normale illegalità che viviamo in Sicilia. Una terra, un'isola che si presta spesso a offrirti il fianco per scorciatoie, per collusioni, per connessioni mafiose che ti portano a raggiungere, ecco, attraverso un mezzo illecito quello che è il fine. È un po' il dilemma machiavellico del fine che giustifica i mezzi che giustificano il fine, o il fine che giustifica i mezzi, non si sa, però
il concetto è un altro, è quello di aver voluto dimostrare che si può con la commedia, quindi con un linguaggio emotivamente positivo, perché bisogna ridere delle cose. Sa cosa fa la memoria? Io sono un medico, la memoria è fatta da emozioni. Il primo infarto che curi lo ricorderai per sempre, perché ti sei emozionato. Tu ti emozioni positivamente davanti a un film, che può essere il linguaggio della commedia, anche davanti alla mafia. Non solo non la giustifichi, ma la denunci, dimostrando come quotidianamente siamo chiamati a voler prestare il fianco. Allora possiamo decidere di restare dignitosamente liberi, anche poveri se vogliamo, o diventare ricchi della nostra libertà. Un po' quello che Falcone Borsellino e tanti altri eroi della legalità siciliana, vittime delle mafie, hanno dovuto subire. Però sono rimasti liberi, hanno lasciato qualcosa nella storia di indelebile, come il più grande dono che forniamo ai nostri figli, che non sono le case, non sono gli IBAN, non sono i codici fiscali, ma è la loro libertà, che vale più di ogni altra cosa. Questo racconta Il Capo del Mondo. Non lo so cosa farà il regista, dovete vederlo su Amazon Prime se lo volete sapere, perché il regista non si sa se rimane incastrato in questo Turi Prezzavento, che sono in realtà io, Turi Condorelli, e quindi si fa soggiogare da questa mafia che lo porterà su grandi successi o su grandi cessi. Questo lo scopriremo solo vivendo e guardando il film su Amazon Prime. Allora, il film lo andiamo a vedere immediatamente, però... ancora non l'hai visto? Male. Io volevo chiedere a Salvo Campisano qualcosa, mi incuriosisce la tecnica che avete utilizzato per la ripresa del film. Sì, ci siamo ingegnati, perché purtroppo una delle tante mancanze che per sono un le artista... risorse economiche, no? Esatto, sono le risorse economiche. Ringraziamo la Geofilm. Sì, assolutamente. Abbiamo avuto il sostegno di 2 produzioni indipendenti di Roma, che sono la Green Film di Salvatore Scarico e la Geofilm Production di Alberto Rizzo, più con quello che avevamo, con i sostenitori che avevamo qui e quello che abbiamo messo noi a disposizione, siamo riusciti a mettere su un film che però, ripeto, ci siamo ingegnati ed è una sorta di metacinema, è un mockumentary girato con la... Un mockumentary, sarebbe un falso documentario. Non lo sapevo neanche io, l'ho cercato anch'io su Amazon, su Wikipedia. Cos'è? E per questo ho deciso di utilizzare la tecnica del backstage. Il film è girato come se fosse tutto un dietro le quinte. Quindi non ci sono filtri, non c'è una narrazione tradizionale con i campi e i controcampi, ci sono solo dei piano sequenza che poi utilizzando il montaggio in asse danno ritmo al film, ma sembra tutto reale. Questo perché volevamo trascinare dentro lo spettatore come se fosse assieme a noi dietro la macchina da presa. Questo significa che neanche i dialoghi, diciamo, vengono in qualche modo filtrati, vengono... I dialoghi sono scritti in sceneggiatura. Certo, è normale. Però voglio dire, in presa diretta... Sì, però essendo un piano sequenza, purtroppo per gli attori è stato difficile questo. Se sbagliamo dopo 3 minuti di ripresa, dobbiamo ricominciare da capo. Quindi magari se una battuta... Adesso vorrei sentire lui su questo aspetto. Ci siamo veramente divertiti, anche perché la sceneggiatura era geniale. Il dottore Scarico ha fatto una genialata che è un salto che si chiama jumping su una montagellata, ma dovete andarla a vedere perché è una cosa fantastica su Amazon Prime. Oggi siamo nella top 10 italiana di Amazon Prime. Siamo al numero 9, questo siamo lusingati, non può essere solo il lavoro del singolo ma di squadra. Bravissimi, ringraziamo tutti i sponsor e quant'altro, ma la genialata è stata di Salvo Campisano di sceneggiare, per questo siamo riusciti a farlo, e trovare un pazzo e gli abbiamo fatto fare il pazzo, uno che si addice a Zeccagarbugli, che sarei io, e gli abbiamo fatto fare la Zeccagarbugli, uno che era cretino e gli abbiamo fatto fare il cretino, uno che era un passante e gli abbiamo fatto il passante. Ognuno si è calato nel proprio ruolo. La sartorialità della sceneggiatura è montata sul materiale umano che avevamo, ma ridendo e scherzando abbiamo mandato un grande messaggio che sciocca sul finale. Su Amazon Prime dovete andarla a vedere tutti, perché la serie vi fa impazzire, è un finale inaspettato, chi vivrà vedrà. Allora, noi non sveliamo nulla, non spoileriamo assolutamente nulla, volevo semplicemente dire che in questo film non c'è il politicamente corretto. No, al contrario, il politicamente scorretto, volutamente. Sì, perché purtroppo ancora oggi nella mentalità, soprattutto mafiosa o comunque delle persone che insomma si credono migliori degli altri, c'è la tendenza a insultare chi sta peggio, chi è diverso, e quindi volevamo mettere, però col sorriso. Questo messaggio arriva, tu dici guarda, sta prendendo in giro quella persona, però rifletti, dice ma effettivamente non si fa questa cosa, e per questo pensiamo che sia adatto anche a un pubblico molto giovane, perché si divertiranno, però capiranno che tutto quello che vedranno non è
non è giusto. Vabbè, c'è un grande insegnamento in questo. Sì, noi puntavamo tanto su questo, su lasciare un messaggio. C'è un grande insegnamento, però c'è tanto divertimento e un'emotività che ti fa riflettere, divertire e riflettere insieme. E quindi l'insegnamento nasce dalla decisione propria, è una cosa diversa. Però se tu rifletti, se tu riesci a riflettere, poi è una decisione. Posso voler imparare, posso voler insegnare, è una cosa diversa. Vedremo che cosa faranno i giovani allora, vedendo questo film. Grazie. Speriamo di avere anche il loro consenso. Il capo del mondo con noi, Turi Condorelli, uno dei protagonisti, diciamo così, il regista Salvo Campisano. Noi ci fermiamo fra poco. Con noi Marco Amato per parlare di quello che prevedono oggi le stelle per noi, ma intanto ci sono le pillole di Almanacco. A fra pochissimo. Grazie. Oggi celebriamo una ricorrenza conosciuta ai nostri amici amanti del cinema. Si tratta del Meryl Streep Day, cioè una giornata per riconoscere il valore del talento della grande attrice pluripremiata agli Oscar. La giornata è stata istituita a New York nel 2004. Quanto è affascinante lo spazio, non è vero? Per raggiungerlo vengono utilizzati dei razzi, tuttavia quelli tradizionali sono costosi e dispendiosi, non solo bruciano enormi quantità di propellente, ma eliminano anche serbatoi e motori impiegati per un unico volo. Per questo motivo la scienza si è spinta sempre più verso tecnologie che ne permettessero il riutilizzo e nel 1981 venne per la prima volta lanciata in orbita una navetta riutilizzabile, essenziale per ridurre i costi dell'accesso allo spazio. Come sempre, come ogni mattina, apriamo il collegamento con Marco Amato. Buongiorno Marco. Buongiorno Angelo, buongiorno Sicilia. Una tazzina verde che oltre alla speranza ci fa guardare al green, al mondo nuovo, diciamo così. Buongiorno. Esattamente. Mondo nuovo, mondo vecchio da tutelare e da salvare. Ed è proprio un pensiero che si rivolge proprio all'ecologia, agli animali, tipico del segno zodiacale del Sagittario. Il segno zodiacale a cui appartiene la nostra Elisa nazionale. Elisa infatti darà il suo primo concerto per la prima volta a San Siro, partendo da un concept molto ben articolato, ovvero quasi tutto l'impianto e tutto quello che servirà per il concerto sarà a tema eco, ovvero biosostenibilità e degradabilità. Quindi un messaggio molto forte, un messaggio che non passa solo per la musica e lo spettacolo, ma anche per la presa di coscienza. E complimenti all'artista che incarna perfettamente il segno più vicino alla natura, ovvero il Sagittario, metà uomo, metà animale. Il Sagittario è rappresentato da un centauro. I centauri nell'antichità erano bravissimi nelle arti belliche, abili combattenti, e essendo metà animali conoscevano i rimedi che li legavano alla natura. Quindi erano dei bravi medici, fabbricavano i farmaca, equivalente di loro Chirone, i due illustri allievi, Ercole nelle arti belliche ed Esculapio nella medicina, per dirmi quanta ne sapevano i centauri della tecnica di guerra e di quella della salute. Ebbene, oggi è un giorno speciale per l'astrologia perché i pianeti in gemelli continuano a stupire. La Luna si forma nuova, il novilunio, proprio in gemelli assieme a Mercurio e a Giove. Cosa prospetta questa? Beh, quando c'è la Luna nuova c'è un bisogno di rinascita emotiva. Quindi come l'affronteranno i segni zodiacali? Ariete ha assolutamente bisogno di comunicare affetto, dinamiche affettive, per cui riuscirà a esternare i propri sentimenti in una maniera forte, sicura e serena. Torna l'Ariete. Toro, e beh, per voi è una luna molto seria, di prospettiva concreta, che parla di denaro, di investimenti economici e di cose pratiche e lucide, tanto per cambiare per voi Toro. Gemelli, protagonisti assoluti non solo della giornata ma anche di questo periodo zodiacale. Ricomincia la vera e propria vita dei Gemelli, questa primavera che porta tanto e che li riattiva dopo un lungo periodo di stasi. Cancro, per voi la luna è proprio il vostro timone, la vostra maestra, per cui cosa succede quando accade in un segno prima di voi?
La luna vi sussurra, vi suggerisce fondamentalmente le dinamiche affettive, quindi attenzione, questa luna sarà molto rivelatrice. Leone, per voi è una luna molto simpatica che vi può fare contare molto sugli amici, sul lavoro di squadra e torna alla mondanità per il Leone. Vergine, è una luna di quadratura, ma investe comunque Mercurio, il vostro pianeta, per cui c'è il dolce e c'è l'amaro. Dovete prendere in considerazione di lasciare perdere alcune direzioni improduttive e di volgere ad altre. Bilancia, bellissima luna di trigono, una luna che finalmente vi fa mettere semplicemente gli errori, vi fa esternare tutta una serie di cose che avevate un po' costipato dentro di voi. Scorpione, è una luna che non vi parla molto proprio perché è distante, ma che vi parla dell'urgenza di ripristinare il vostro rapporto affettivo, familiare e patrimoniale. Forse vi occuperete di un familiare. Sagittario, nel vostro cielo la luna in gemelli è in opposizione, quindi il rapporto è tutto fondato sull'analisi io, l'altro, io, gli altri, quindi misuratevi un po' con la vostra relazione col prossimo. Capricorno, anche voi questa luna vi snobba un po', ma ci pensa Saturno nel vostro caso col suo cambio in Ariete a rendervi di nuovi capitani. Acquario, decisamente in trigono e quindi positivissima per voi questa luna che porta tanto, questa luna che parla d'amore, di un incontro speciale, di un innamoramento e di una svolta sentimentale nella vostra vita. Pesci, luna di quadratura, ancora una volta vi riconfermate il segno dello spirito di sacrificio più dolce e quindi dovrete sopportare un po' alcune asperità delle persone a cui volete bene. E detto questo, auguro a tutti una splendida giornata. Ciao Angelo e buongiorno Sicilia. Grazie Marco, a domani come sempre. Adesso torniamo ai quotidiani, vado da Marco Carli, vedo alle tue spalle già la Gazzetta dello Sport. Perché c'è il valzer degli allenatori, no? È un tema che è comune in questo periodo dell'anno è sempre esatto, così. In questo periodo. Ma ancora di più quest'anno, perché ieri c'è stata la festa del Napoli, andiamo proprio sulla Gazzetta dello Sport per lo scudetto, 200.000 persone per il corteo della squadra campione d'Italia, però c'è la notizia in negativo che è quella dell'addio di Antonio Conte, summit con De Laurentiis che annuncia intanto De Bruyne, gran colpo per quanto riguarda un gran giocatore. Esattamente per quanto riguarda il Napoli, e poi la Juve intanto aspetta Antonio, per cui Conte che andrà alla Juventus. Intanto Inzaghi prepara la finale di Champions League, ma nel frattempo le sirene arabe si fanno sentire, offerte per restare, servono i presupposti, ma ora sarebbe folle pensare al mercato, giustamente fra 4 giorni c'è la finale. Marotta però risponde, qui il ciclo non è ancora finito. Chi rischia magari di rimanere un po' appeso è il Milan, che potrebbe chiudere con Italiano, però la firma è rinviata. Tare, il nuovo direttore sportivo, dunque pensate un po' anche a Motta. Beh, insomma, in questo periodo dell'anno c'è di tutto e c'è di più, però a breve in qualche modo ne sapremo, non dobbiamo necessariamente sapere, perché poi si ricomincia con il ritiro, poi c'è il mondiale per club a breve che coinvolgerà le squadre italiane, alcune squadre italiane, vedremo cosa succede. Grazie Marco per i giornali che ci proponi con grande attenzione, e adesso noi ci fermiamo, almeno per stamattina qui con Buongiorno Sicilia. Vi lascio come sempre in musica e torniamo domani mattina. A tutti una buona giornata.